L'azienda ha più di 50 anni ormai. È nata nel 1957 da mio papà, che aveva poco più di 20 anni, come piccola segheria del paese, e negli anni è sempre rimasta tale finché prima degli anni 90 sono entrato in azienda e da là ho iniziato un po' la trasformazione con il potenziamento della segheria fino nel 2000. Dopo il 2000, che è entrato mio figlio, anche lui in azienda, abbiamo allora iniziato a investire mirando alla carpenteria, dare un servizio proprio importante nella carpenteria per quanto riguarda i nostri clienti, che sono principalmente le imprese edili. E abbiamo investito in tecnologia molto e in ufficio tecnico, infatti ci pregiamo di avere un ottimo ufficio con geometri e ingegneri competenti nel settore, fino a questi anni qua dove abbiamo trasformato la nostra azienda, la Brancair, in una carpenteria molto duttile, veloce e pratica, con l'adozione di centri di lavoro a controllo numerico molto validi, e abbiamo creato una nuova azienda che si chiama Forwood, che si è specializzata nella progettazione e nella costruzione di edifici a basso consumo energetico a strutture in legno. Il legno è un materiale che la storia ci insegna che è sempre stato utilizzato e se trattato in maniera adeguata può durare moltissimo tempo. Esistono siti, chiese e quant'altro che hanno più di 1000 anni e sono fatti in legno, per cui è un prodotto che è sostenibile, riciclabile e che costa poco a produrlo a livello di energia, per cui potrebbe essere, anzi potrebbe essere anche in futuro un ottimo materiale da costruzione. Ma diciamo la filiera legno italiana potrebbe e può e deve essere sicuramente potenziata. Noi siamo sempre troppo vicini ai nostri cugini oltralpe, gli austriaci, che la fanno da padroni perché loro hanno delle industrie che sono molto sviluppate, però noi possiamo dire la nostra perché abbiamo una materia prima di ottima qualità e abbiamo anche le maestranze che sono competenti. Ma guardi, noi abbiamo iniziato un progetto ambizioso, non semplice, e l'abbiamo appena iniziato, che si chiama l'Academy del Legno. Abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre competenze, i nostri servizi, la nostra esperienza a disposizione ai giovani e ai progettisti e ai professionisti. Cioè, per quanto riguarda i professionisti, abbiamo pensato di dare professionisti al servizio di altri professionisti, mentre con i giovani vogliamo cercare di far conoscere questo mondo, che è un mondo che secondo noi ha dei potenziali di sviluppo, dove che inserendo chiaramente i giovani studenti, capire loro la qualità di vita che si può avere lavorando questo materiale e di conseguenza anche le prospettive future per una nuova sfida lavorativa diventa interessante. Più di 35 anni che sono nel territorio, ho sempre investito nel territorio e credo anche nel territorio, e spero di essere esempio anche per i giovani che invece di pensare di uscire da questi piccoli paesi e cercare avventure in grossi siti cittadini, magari investono vicino a casa e le nostre valli, i nostri monti rimangono attivi e presenti.